Tra poco, l'uomo che sussurra ai cani. È molto importante sapere che tutti i cani si muovono in branco, ma uno in particolare è più forte di tutti, il capobranco. Volete smetterla di ignorarmi? Per farsi valere come capobranco è necessario avere un'energia dominante. Ho capito. Questo è un abuso. Sono un bambino e ho diritto alla vostra attenzione. Smettila! Sembra che non funzioni quando lo faccio io. Le farò un esempio di cosa significa energia dominante. Vede, io porto sempre con me delle coscette di pollo. Buone. Le mangio io per primo, è quello che di solito fanno i capobranco. Dammi il pollo. Dammi il pollo. Ehi, che stai facendo? Dammi il pollo. Dammi quel f***o pollo. Vede, non bisogna riconoscere il tipico tentativo aggressivo del bambino di comandare. Adesso, per favore, lo mangi lei. Mamma, dammi il pollo. Voglio il pollo, mamma. Lo ignori, glielo daremo soltanto quando avrà un atteggiamento sottomesso. Porca io non sono un cane. Dammi il pollo, forza, dammi il pollo. Voglio il pollo. Pollo, 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 pollo. Dobbiamo farlo diventare rilassato e sottomesso. Ok, sto bene, sono calmo adesso. Posso avere del pollo, per favore? Oh, molto bene, tesoro. No, sta mentendo, lo può vedere dalla sua postura che è ancora aggressiva. Baciami il c***o messicano mangia fagioli! Visto? Razza di s***o, non puoi mangiarmi davanti agli occhi mentre sbavo per averne un pezzetto! Non puoi farmi questo, dammi subito il pollo! Voglio... Non sono stato aggressivo, sono stato autorevole. Wow, ho molto da imparare. Mamma, sul serio, adesso ne ho abbastanza. Butta fuori questo idiota e dammi un pezzo di pollo. È questo che vuoi, sta bene? Ti odio, me ne vado di casa! Oh, santo cielo! Stia tranquilla, fa tutto parte della lotta per il comando. Ma se ne va davvero? Lo lascia andare e tornerà. È una buona occasione per lei per rilassarsi e dedicarsi ai suoi hobby.